Cari amici della Via dei Presepi, buon anno a tutti, buon 2024 e le tappe continuano nel nostro percorso di questi 20 presepi che ormai stanno svolgendo al termine fino a San Cipriano di Roncade. Siamo in compagnia di Paolo Giacometti, che è il presidente della Proloco di Roncade, e siamo all'interno di un percorso particolare che adesso Paolo ci spiegherà. Buon anno Paolo, buon anno a te, buon anno a tutti gli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo. Ben arrivati a San Cipriano, noi siamo all'interno di una chiesa del 1700 dove abbiamo allestito una mostra di presepi provenienti da tutta Italia e dal mondo, diciamo, e abbiamo raccolto praticamente 111 presepi. Quindi è una mostra, diciamo, che oramai è diventata, pur essendo giovane, perché siamo solo al 6° anno, è diventata una mostra, direi, nazionale, anche internazionale, grazie a una collezionista da Reggio Emilia che ha portato una quarantina dei suoi piccoli presepi. Dobbiamo dire grazie all'amministrazione comunale che ci mette a disposizione questo spazio, che è una chiesa tuttora consacrata, che però è in gestione all'amministrazione comunale per eventi e manifestazioni. Ovviamente i volontari, ma sappiamo benissimo che se vogliamo fare qualcosa oramai in Italia bisogna farlo con i volontari, perché è la forza motore delle nostre nazioni oramai. E grazie anche ai presepisti che collaborano. Oramai siamo arrivati al punto che ci sono presepisti che ci telefonano per la mostra anche del prossimo anno, ci chiamano, perché la nostra particolarità è quella di curare molto gli allestimenti, molto la disposizione. Noi vi aspettiamo, la mostra chiude il 21 di gennaio, quindi c'è ancora tempo per arrivare. Nei sabati e nelle domeniche la mostra è aperta al mattino e al pomeriggio, dalle 9:30 del mattino a mezzogiorno e dalle 2:30 del pomeriggio alle 7 di sera. Se per caso qualcuno avesse anche in altri giorni voglia di venire a vedere, basta semplicemente telefonare al numero della Proloco, che adesso dico, magari se qualcuno ha carta e penna può anche scriverlo, 328 599 7702. Con Paolo e la Proloco e l'amministrazione comunale vi facciamo ancora gli auguri di buon 2024 e se volete sapere dove saremo la prossima puntata non resta altro da fare che seguirci. Paolo. Buon anno, buon 2024 da parte della Grotta della Cometa e della Proloco Roncade che vi aspetta alle sue manifestazioni. Grazie mille ancora e buona giornata. Buon anno.